sei, dove, cosa? Che difficoltà. No, velocemente, chi sei, la tua azienda, perché hai deciso di intraprendere il bio sin da subito? Ciao a tutti, Faresin Manuel, titolare dell'azienda agricola Faresin. È il numero uno. Niente, famiglia di viticoltori, nel 2012 siamo partiti, abbiamo acquistato ulteriori terreni a Susegana e siamo partiti con il biologico perché visto che nei campi ci lavoro io e ho una famiglia, voglio andare verso la natura e non andargli contro, dunque tirare via tutti quanti i pesticidi, i diserbi e lavorare nel metodo più naturale possibile. Adesso noi lavoriamo come concimazioni, facciamo sovescio, dunque con delle sementi selezionate, delle azotofissatrici e fitosanitari si usa come una volta rame e zolfo in bassissime quantità e nei vini usiamo la minor solforosa possibile. Ecco. Evviva il bio, tutto il mondo e speriamo che l'evoluzione continui così, che è una gran soddisfazione, anche perché così magari buttiamo via minor pesticidi in giro. Riesci ad avere soddisfazioni nel mercato interno, dicevi? Perché comunque Sì, ma perché il bio è in continua espansione, cioè in generale fa più 30% all'anno, soprattutto nel vino. E ce lo vengono a richiedere in cantina, non è che noi andiamo fuori. E come problematiche fitosanitarie riesci comunque, essendo partito già dall'inizio dal bio? Bisogna abituare la pianta dal principio, cioè c'è una memoria e più parti da quando è piccola e meno fitosanitari usi. Più lei si adatta a quelle che sono le condizioni, riesce dal punto di vista immunitario a reagire. Abbiamo cominciato anche a lavorare con prodotti omeopatici. Addirittura, bravo. Sì, per abbassare ancora di più le dosi di rame e zolfo. Con chi occupi di omeopatia sulle piante? Io sono sempre l'agronomo, l'amico il signor Marzaro, giovane, matto come i cavalli, che però collabora con l'Università di Padova. Ah, quindi il progetto è all'interno di un progetto riconosciuto dall'università? No, però lui si tiene logicamente a dei progetti, dopo io collaboro con lui e... Riesci a vedere la differenza con l'omeopatia? Sono partito da poco, però abbiamo già cominciato ad abbassare le dosi. Caspita. Sì, bello. Vivo.